sta cosa, zio, non a combattere sempre con quelli che dicono, però nelle botti piccole cosa c'è? Il vino buono. Il vino buono. Però... Sì, ma essere, zio, essere così tappicelli, paraminichiaro, ok, adesso no, perché non capivo cosa ti stessi riferendo, era un attimino perso. essere tappicelli, sempre uno dice altezza mezza bellezza. No. Noi chi siamo? Mezzi belli? Non lo possiamo dire, guardate che bella per i punti. Grazie, zio, dove sta cosa? Perché è 1,98 m. E allora? vuol dire? Ma Spruzzo ha trovato il problema. Allora, ripeti con me, zio, che è il momento del sponsor. Vai. No, dopo questa... Basta, me ne vado, zio. Vieni qua, zio, che ti faccio divertire. Solo perché hai insistito affinché tornassi, vai. Stai tranquilla. Stai tranquilla. Allora, sei talmente bassa che non riesci a prendere dallo scaffale del supermercato, dall'ultimo ripiano, la tua pasta? Ma non perché lo scaffale è alto, ma perché tu sei 1,21 m. Tu, vai. No. Lo ripeto, faccio solo. Non riesci a ficcare i 50 centesimi nella macchinetta del caffè perché l'angaglia sarebbe la fessura. Non mi interessa. Perché il posto per i soldini è troppo alto? Ok. Quando citofoni all'amica non riesci a suonare il citofono, gli ciaffaniere da sotto perché il citofono, il pulsante, è il primo a partire da sopra e tu non ci arrivi. Sì, cambiate canale. Ah? Quando suoni a videocitofono nessuno ti apre perché? Perché l'ha voluto fare con me questo spot? Cosa c'entro io? No. Io sono giù, la mia altezza è giusta, ma poi quando una ha le potenzialità, perché devi fare dell'altezza che non serve a niente nella vita? Quando suoni a videocitofono nessuno ti apre perché nessuno ti vede. Ma chi sei bello, zio? Sei alto 1 metro e un succo di frutta? Brava, così. Perché tanto non c'entro io? Zio, ma non mi pigliare in giro, non è tristissimo. Ma Non ti non preoccupare. è vero, perché poi ci credono? Ti dico questa. Quando sei a bar e entri, scusi, per favore un caffè, nessuno ti risponde e dice chi ha pallato e si vede solo la mano nel bancone. Questo capita, ma non a me, ripeto. Perché è così. Ma non capita a me. No, perché a me non capita mai, perché io ho le mie altezze giusta. Questo voglio dire. Perfetta. Quando sei vittima di una rapina e c'è il rapinatore che ti guarda e ti fa bimbo, tu levati, dov'è tua mamma? Ma proprio quale coraggio parli tu? No, perché poi uno ci pensa, capito? Io mi sta bene. Io stai parlando magari per me, non è che io sono i giocatori di biscuit. Ok, giusto, va bene. Non si chiama biscuit che tu quando io con briscola quella. Pallacanestro. Ah no, quello è basket. Ah, basket, biscuit che tu dà. E qua, se vuoi giocare a biscuit o a pallavolo devi fare non per forza lo schiacciatore, ma devi fare il libero perché si tutto. Ora accatti le palle, pure c'è questo ruolo. Ah? Niente, si vai. Oh? No, tranquillo. Spruzzo presenta Taccoril. Che belli! L'unica zeppa che in base al tuo peso, appena ci sali di sopra, ti sviluppa l'altezza. Taccoril è l'unica scappa che decide la tua altezza a secondo di quanto pesi. Pesi 68 kg, sarai alto 6,80 m. Vai, provalo. Pazzesco. Provalo, con piacere. E smetti di essere bassa. Provalo. Acchianici. Vai, zio, vai. Quando pesi, oh. Com'è da sopra? Zio, si vede il sole, non è nuvoloso qui. C'è il sole là? Sì. Taccoril. E ti porta in atto come non sei stato mai. Ma potevi dare un passaggio, no?